Qualche dubbio su quell'opera tanto voluta dai Pasinato l'amministrazione Maroso l'ha espressa più volte. Oggi però, all'indomani della conferma che il progetto definitivo della bretella ANAS che collega Cassola a Bassano sarà approvato entro l'anno, anche il comune si dice soddisfatto. Finalmente il progetto entro fine anno, il progetto definitivo verrà definitivamente approvato. Dopodiché l'anno prossimo, io spero a metà anno, dovrebbero iniziare i lavori. 40 milioni di euro il finanziamento stanziato da Roma, un paio d'anni i tempi di realizzazione dell'opera. I tecnici ANAS ci hanno garantito un paio d'anni, poi si sa che i lavori a volte non, soprattutto i lavori stradali, i tempi sono imprevedibili. Scopo della nuova bretella è eliminare il traffico di passaggio dalle zone residenziali. Soprattutto per i residenti di San Giuseppe, per via Gaidon, per viale Cabaroncello. Questa strada sicuramente porterà notevoli benefici. Progetto alla mano però, fa sapere l'assessore ai lavori pubblici, restano ancora alcune criticità. Una tra tutte è la realizzazione di una rotonda che dovrà essere appunto realizzata all'altezza di via Montepertica, poco a sud rispetto alla scuola media, e anche lì appunto stiamo intervenendo con i progettisti per cercare di progettare un sottopasso pedonale, un ciclo pedonale, per permettere appunto ai ragazzi di attraversare questo incrocio senza dover entrare in rotonda.